The champ. Allora, amici bellini, mamma mia, Kvicia Kvaratskhelia. che poi purtroppo sì, i rigori, ed è giusto recriminare per il rigore, perché i rigori sanno segnare. Non è che gli altri sono meglio, gli altri tiratori del Napoli, perché oramai è una cosa risaputa. Però poi il controllo che fa con il tacco vale il prezzo del biglietto, ed è un Napoli imperante, un Napoli sontuoso, un Napoli forte, un Napoli sprecone, bisogna dirlo. Credo che sarà la prima domanda che faranno a Spalletti, se non l'hanno già fatta. Adesso voi mi incalzerete con i vostri commenti, con le vostre considerazioni. Voglio il record di like, dobbiamo arrivare a 1000 like sulla live. Lo so, è difficile, perché adesso tutti gli altri stanno discutendo sul Real Madrid, sul Liverpool, però bisogna arrivare a 1000 like. Se non ci arriviamo in live, ci si arriva dopo. Quindi tu, mio eroe, che guardi la live dopo, perché stai ancora festeggiando la vittoria del Napoli in Champions League, perché ricordate, quinti e sesti, e poi quinti e sesti, perché l'Europa League è più difficile ed è più bella. È chiaro, faranno questa domanda e credo sia legittima, perché essendo una partita di andata e ritorno secca, e tu devi approfittare anche dell'inferiorità numerica degli avversari, della tua forza, perché sei forte. C'è da dirlo che l'Eintracht è forte, c'è da dirlo che l'Eintracht si difendeva bene, quindi ha valore la vittoria del Napoli, il dominio del Napoli. Però è chiaro che secondo me un po' di rammarico abbiamo il diritto di averlo, perché potevi, non dico chiuderla la partita, però come regola, come ragiona Spalletti, 2-0 non è chiuso niente, c'è una partita completa. Che però la cosa positiva è che non ci sarà Colo Buonè. Quindi andiamo a leggere un pochino tutti i vostri messaggi, che ci dobbiamo divertire. Allora, vi bacio tutti forte. Io con Dombele vado nelle chiavette più totali. Cerco con tutte le mie forze di non accanirmi sul singolo, però sto ancora aspettando una prestazione che tu dici a soddisfazione. Visto Guaglione che era stato pagato 70 milioni dal Tottenham, non so quanto era stato pagato. Dove stanno questi soldi? Quindi lo aspettiamo. Nel frattempo facciamo giocare Anghissà, che si è messo le scarpe e ha fatto una partita mostruosa al pari di Lobotka. Risultato bugiardo. Nuovo sponsor del Frankfurt, Oki, gentilmente offerto da Kvara. Il Real da 0-2 a 5-2, si saranno divertiti anche a Liverpool. Mamma mia, si è incazzato il Real Madrid. ADL ha detto rallentate, altrimenti ritorno nessuno lo guarda. Probabilmente stava cercando di vendere qualche diritto TV. Kim è qualcosa di mostruoso e sono d'accordo. L'azione del 2-0 è stata spettacolare. Avete visto la reaction? La trovate qui tra i commenti. Il primo commento bloccato lo trovate qui. Tic. Poi tornate. Scarpe le allacciate, le ha pure lucidate. I Cannapol, dice Jacopo con il suo accento che si sta affinando. Ecco, molto bene. Alessandro Ludovico Stresa, lo dico io o lo dici tu? Dicono pure a Timbuktu. Bentornato Alessandro con il tuo supporto, perché se non si può parlare di triplete, tu fai bene a parlare di doblete. Io mantengo i piedi per terra, però è sicuro che il Napoli ci ha fatto divertire e fa una prestazione
degna della stagione che sta facendo il Napoli, della forza che questa squadra ha quest'anno. Vi devo dire la verità, Alessandro, ti devo dire la verità, è un Napoli che ti fa stare tranquillo, che prende la palla e gioca, un po' come si stava all'epoca di Sarri, perché anche all'epoca di Sarri io mi sentivo in ansia prima delle partite, poi prendevamo il pallone e l'ansia mi passava. Poi capitavano le partite bloccate e questa poteva essere una di quelle partite bloccate. Perché l'Eintracht faceva scudo, belli stretti, compatti, erano forti in difesa. Però io mi sono svegliato nervoso. Stamattina mi sono svegliato molto spesso ed ero un po' nervous, un po' nervoso. E i ragazzi non mi sono sempre... Forse un po' contratti all'inizio, dovevano prendere le misure del campo internazionale, della squadra internazionale, ma perché io li conoscevo poco, quelli dell'Eintracht. I ragazzi sicuramente l'hanno studiati e quindi poi vai e vai, dai e dai. E Lobotka ancora più forte di Anghissà per quanto mi riguarda. Devo dare mezzo voto in più a Lobotka rispetto al voto che darò a Anghissà e domani facciamo le pagelle, parliamo di tattica. Adesso è il vostro momento Napoli stellare. Lobo con Lozano migliore in campo, attentissimo, non ha sbagliato nulla. Anghissà impressionante. Kim, lo sapete che in Corea del Sud fanno il servizio militare obbligatorio? Mi sa che è rimasto soldato. Tutto il Napoli ha giocato da FAU, ma Kim è qualcosa di straordinario. E ricordiamoci che in una serata un po' opaca di Kvara hanno giganteggiato gli altri. Io sinceramente non saprei scegliere il migliore in campo. È impossibile dare un voto inferiore al 7. Diciamoci la verità. Volano i messaggi, adesso i like. A parte la prova maestosa, non credo sia stato pericoloso addormentare la partita in un momento in cui si poteva chiudere il discorso. Se questi al ritorno vengono arrangiati e segnano subito e diventa partita tosta, diventa sicuramente una bolgia. È bene che il ritorno sia al San Paolo Maradona, è bene, è un vantaggio guadagnato. E sì, ma non credo che però il Napoli l'abbia addormentata volontariamente, perché il Napoli non lo sa fare, non ci siamo riusciti, ecco, dovevamo essere più freddi sotto porta, non so gli XG, ma credo che si doveva fare di più, ma non per mancanza di volontà, ecco. Antonio, però Trapp ha un'altezza che ci arriva quasi per istinto a mezza altezza, deve essere bravo lui a mettere o altissima o rasoterra. E sì, purtroppo sul rigore, ragazzi, quello è un classico. Se la tieni a mezza altezza dai un vantaggio al portiere. Rasoterra è difficile da prendere e altissima è impossibile da prendere. Eccolo Alessandro, che ringrazio, e ti ringrazia anche Polly. E andiamo a leggere tutti i vostri commenti. Andy, è tanto tempo che non ti vedo, dopo tanto tempo eccomi comunque sempre a vederti. Devo dire solo una cosa, sì, me ne è migliorato tantissimo sotto tutti i punti di vista e su questo devo ravvedermi. Bravo Andy, no, ma è giusto, ed è una considerazione giusta da fare, perché Osi non è il giocatore che era l'anno scorso e mentalmente è anche più sicuro di se stesso. Io dicevo questa cosa su Osimhen, non partire prima. Ecco, oggi per esempio ha avuto quella fretta di partire un po' più presto ed è finito in fuorigioco. Non partire prima perché ci arrivi lo stesso, lo freghi l'avversario, e questa cosa la sta facendo. Poi è migliorato molto sotto il punto di vista caratteriale, che non si fa prendere dalla foga della partita, e anche il fatto che lui stia facendo tutti questi gol e potrebbe gareggiare per capocannoniere, non si sente nervoso nel dover prendere i rigori, è tutto bene, tutto molto bene, ed è sicuramente una crescita che nessuno può negare. 150 like, ragazzi, arriviamo a 200 subito, immediatamente, mentre vado a salutare Davide, il principe dei Bellini, un apostrofo azzurro tra le parole franco e forte. Bellissima. E devo ringraziare, mi sa, Tore Falanga, che va di pound. Benvenuto nella mia Ansioland. Dovevamo chiuderla 5-0 per quanto abbiamo sprecato, la mia ansia continua per il ritorno. Bene comunque. Eh sì, questa ci lascia la partita, non dico aperta, perché in questo momento con il Napoli in vantaggio di 2 gol e giocando in casa è chiaro che non si parte con onestà, bisogna parlare, non si parte dal 50-50, che era un discorso giusto fatto da Spalletti, perché è una squadra forte l'Eintracht, e giocare a casa loro ci portava, anche se noi siamo un po' più forti secondo me,
però ci portava ad essere 50-50. Adesso si può dire 75-25, penso si possa dire con questo vantaggio, il che non ci deve dare la sicurezza, ma il Napoli non può giocare per lo 0-0. Questo secondo me è il nostro vantaggio. Non possiamo mai vedere un Napoli che gioca che se il Napoli gioca per lo 0-0 fa un errore gravissimo e le buschiamo. Non siamo in grado, non siamo quella squadra lì. Quindi l'ansia ci sarà anche al ritorno, senza dubbio. Anche io, Fabio, anche io ho usato, grazie Tore ancora, anche io ho esultato di più perché là li stavi ammazzando e invece no. Salutami Imma Omare, la mia ragazza che sta male, Arianna. Uè, mi dispiace se sta male. Tanti saluti, Raffaele, tanti saluti alla tua bella. Bene, bene. Non mi dispiace che stia male, però si riprenderà. Ragazzi, cosa è successo nel settore ospiti? Non so niente, fatemi sapere, non so nulla. E andiamo a leggere Armando Pace. Kolo Muani, gran giocatore, ma non ho capito la sua sceneggiata dopo il suo rosso. Stucchevole, senza dubbio. D'altra parte, Armando, Kolo Muani veramente, ed è stato pericoloso, ed è un giocatore che abbiamo apprezzato nel primo tempo, ha dato delle preoccupazioni a Kim e a tutta la difesa. Veloce, tecnico, un buon giocatore veramente. Ed era anche impressione sull'Lobotka, faceva il punto centrale della gabbia intorno all'Lobotka, che nel primo tempo era veramente asfissiante. Ottimo giocatore. Purtroppo c'è da dire che Anghissà va in anticipo, lui è in ritardo, il rosso è netto e l'arbitro era proprio lì, quindi nessuna discussione. Quando poi si rotolano a terra e fanno finta di essersi infortunati e per cercare di dare un dubbio all'arbitro, dice magari mi ha preso prima lui, mi sono fatto male, se mi sono fatto male di più io vuol dire che il rosso non era rosso, ma l'arbitro già l'aveva sventolato, quindi Anonymous. Allora funziona, Fabio Versatile, funziona ancora, Francesco devo ringraziare, grazie Francesco per il tuo supporto. Che meraviglia, abbiamo delle sorprese ragazzi oggi, tra un po' c'è anche una sorpresa che vi devo dare. Grazie, quindi funziona anche il link di PayPal che ogni tanto non funzionava, grazie infinitamente. Benvenuti in Europa, ce l'hanno detto Camilla. Quinti e sesti e anche oggi Meret senza voto. Armando, credo che tu abbia ragione perché Meret non ricordo parate di Meret, ricordo occasioni dove loro sono stati imprecisi e hanno tirato fuori. C'è quella parata centrale dove però Kamada gliela tira un po' addosso, Meret sta lì e insomma andiamo a vedere. Real ai quarti ovviamente è difficile, è chiaro, è sempre il Liverpool, quindi li devi tenere presenti, ma un vantaggio di 3 gol, ecco, il vantaggio di 3 gol ti fa stare un po' più tranquillo. Sì, questa è la prova che Anghissà abbia giocato con freno a mano tirato le scorse partite per prepararsi a questa. È fatto così Zambone. Luis, sì, Guido ce l'aveva detto, Guido bisogna dargli atto che Guido ci ha tenuto a tranquillizzarci quando noi parlavamo delle prestazioni di Anghissà e abbiamo coniato insomma questa espressione di scarpe, ciabatti, piedi nudi e zuccole e lacci senza lacci ed ci ha dimostrato che poi la partita seria, la partita dove serve il migliore Anghissà non è venuto a mancare, anzi ci ha fatto rivedere quel giocatore straordinario che è, e adesso magari può lasciare anche un po' di spazio a qualcun altro, però se il suo corrispettivo deve essere Ndombélé, io mi tengo Anghissà senza scarpe. Cercate di capirmi, Anghissà senza scarpe, Anghissà senza voglia è meglio di Ndombélé con tutta la voglia, che poi non lo so se Ndombélé abbia la voglia, perché potrebbe essere anche una questione di essere svogliato anche lui, senza proprio dubbio. Devo ringraziare anche Enrico, fatemi ringraziare Enrico, perché volano i messaggi. 200 like, brava Polly, 250 ragazzi, 250, dai, è qui che si gode. Sì, adesso vi leggo tutti. C'è anche Angela Torre. A te continua a non funzionare e devo capire, allora devo chiedere se stai usando il link di sotto o se hanno un link salvato. Francesco Igliano,
che ringrazio per la donazione di prima. Sistemeremo, comunque vi ringrazio e ringrazio Enrico Giannone. Fluido is real. Grazie mille ragazzi, mamma mia, e quanto si urla, e quanto mi odiano qua nel quartiere. Ah, beh. Vabbè, ma se la devono accettare. I provinciali ai quarti, non mi è piaciuto atteggiamento dopo il 2-0, con altri se non la chiudi all'andata con un uomo in più, difesa avversaria allo sbando, rischi in Champions recuperano anche 4 gol. È vero Gabriel, bisogna dirlo, e credo che il rammarico sia generale. C'è la soddisfazione? Sì. C'è il rammarico? Sì. C'è tutto. Se si chiede e si chiederà, e me lo farete sapere voi, se hanno fatto la domanda a Spalletti, sentiamo qual è la sua risposta. Io tendo al rammarico. Sdrucciolo, sento che sdrucciolo, se mi vedesse Lucignolo, quanto da fare mi do. Ma che bello vedere questo giuoco. Questo è il calcio. Grande Catello. Onestamente, più che un errore di Kvara è stato bravo il portiere. Kvara da 7 in ogni caso per me, 2 uomini sempre su di lui. Sì, tutta la partita. Assist non di questo mondo, non scherziamo. Prima dell'assist c'è quel controllo dove lui fa quella cosa alla Anthony, diciamo alla Anthony perché lui l'ha reso famoso come meme, questo controllo che praticamente di una leggerezza farfallesca, dove ti porti il pallone con questa piroetta e non la tocca nemmeno benissimo, se vogliamo, non è pulitissimo il controllo orientato alla Zielinski, però ha subito quella prontezza nel rimettersi con la postura giusta e capisce che la prima cosa che può fare è il colpo di tacco. Arriva il capitano, la mette di sinistro di prima. Che bel gol. Ho visto il post partita sul canale 5, che vergogna, hanno fatto domande a Zielinski e Spalletti proprio con l'intenzione di rompere lo spogliatoio. Fatemi sapere che domande hanno fatto, che li prendiamo in giro. XG 2,90 circa per il Napoli, andava fatto il terzo, ma va quasi bene così. Grazie Gennaro. Mostruosamente bene in campo. Emilio, difesa più Lobo, Zambone super top, gli unici titolari top, Zielo e Panchinari non top, però che personalità. Quando Valerio Fruito fa la reaction delle partite del Napoli, gli altri inquilini, condomini, i rumori. È vero. Ho visto la prima reaction, sei stato esilarante al rosso di Colo, domani vatti a rivedere. Mi andrò a rivedere sicuramente, lo faccio Ciro quando c'ho un attimo di tempo, perché la reaction è una di quelle cose che io non ho il tempo di rivedere mai, perché devo essere talmente veloce nell'editing. Vi svelo un segreto, io non posso fare nessun tipo di intervento e non posso parlare con nessuno, nemmeno con gli abbonati durante l'intervallo, perché a fine primo tempo io vado subito in editing dell'intervallo e non mi rivedo, perché edito solamente controllando dove c'è la wavelength, come si dice, dove si vede che sto urlando praticamente, e taglio ad ogni urlo, ad ogni intervento. Quindi non so cosa sto dicendo e me la rivedo solamente il giorno dopo, perché bisogna essere veloci e bisogna andare live a parlare con voi. Buonasera a tutti gli amici bellini che ci stanno raggiungendo in live. Questo lo abbiamo letto. Spalletti ha detto che dovevamo fare più gol e allora Spalletti è con me, è con noi, e non sta manca venendo live perché non denotiamo, se lo vede poi dopo. Spalletti mio eroe che lascia il like dopo alla live. E mi esce una specie di fruppè, perché chi poi conosce Elio sa bene di cosa stiamo parlando. A chissà cammina nella Valle Verde solo quando l'avversario lo stimola, altrimenti Bergellino rotonda dietro. È proprio vero Roberto. Per me la qualificazione resta 50%, la presunzione diventa un nemico, parola di Spalletti, e ci fidiamo di Spalletti. Antonio, e mi pare di aver vinto. Wow, grande, fa sempre piacere rivedere Giuseppe Argento. Comunque stasera anche se è stato Francoforte. Yes. I brillanti dell'azzurro fluido. Amo, adoro. Ho amici a Francoforte, mi hanno telefonato per farci i complimenti. Viva la sportività. Evviva Enrico, evviva, che bello. Cangui ha apprezzato le lasagne a carnevale.
Spalletti sta come me, incazzatissimo, inviperito, ha detto dovevamo fare più gol, quelli di Mediaset facciamo presto che bisogna far guardare la... Oh mamma mia, oh, schifezze. E devo però, mi sa, ringraziare anche Diego, avevo intravisto il video, questi tedeschi non hanno studiato la storia, se provocati si reagisce, 4 giornate di Napoli, il video va nel profondo e va oltre il calcio, e Diego Pugliese. Vedi? Sto leggendo. Che cosa siamo? Mamma mia, mamma mia. Anni da cani. Però io devo leggere pure quello di Francesco Fucci. Vado in difficoltà, non c'ho sto tempo. Allora, grazie Diego. Io della maglia azzurra sono innamorato. Non me lo so spiegare di te, malato. Buonasera, mi dovreste ringraziare, sono stato io a prestare l'armatura a Frank. I cronisti spagnoli lo chiamano Robotka per la quantità incredibile di palloni che ruba a centrocampo. Grande Amorra. E mi sa che devo ringraziare anche Valeria, vedo Angela, Frank Partitone, anche Lobotka, Machim del Ciuchi mostruoso. Vogliamo parlare del capitano di sinistro che non è il suo piede, a me è sembrato un tiro a giro, mi sbaglio. Non ti sbagli Angela, non lo chiamano quasi mai tiro a giro quando non sale da terra, quando non è largo che prende il giro in aria, che la puoi prendere bene di effetto, ma anche raso terra quel pallone deve un po' girare. E ha fatto Di Lorenzo quello che non è riuscito a fare Osimhen nell'altra partita. Ricordate quando si allunga un po' e la prende col sinistro ma non prende il giro e va sul palo, e invece Di Lorenzo è stato fantastico, è stato meraviglioso. Valeria, ottima l'idea di questa amichevole europea in vista dell'Empoli, un po' sarcastica anche Valeria, poteva essere più rotondo, ma hashtag non c'è nessuno. Grazie mille Valeria. Ovviamente sì, ci sta la battuta, ci sta il sarcasmo, ma noi sappiamo che anche il ritorno sarà una battaglia, anche perché loro vengono che non hanno niente da perdere, ragazzi, quindi ci verranno addosso e ti montano addosso, come dice Spalletti, ti montano addosso. Grande Valeria. Per te, sono qui per te, sta facendo tutti i cori. Just remember. Osi indossare la maschera di Pulcinella. Sfizioso, perché poi è anche simile, se vogliamo, è una maschera, guarda che è sfiziosa sta cosa, magari a fine anno, mica non cambiamo niente di quello che noi dobbiamo cambiare, però ecco, a Carnevale chi si traveste da Osi, avete visto quel bimbo, chi si si può travestire da Pulcinellosi, ecco, da Osinella. Osinella è bellissimo. Hashtag Osinella, scrivetelo subito nei commenti, tutto su Twitter, scrivete su Twitter, hashtag Osinella, e ha fatto un gol. Quanto è accusato da 0 a 10 per il giallo rifilato a Kim? 5, mi dispiace il giallo rifilato a Kim, però secondo me era giusto perché se ne stava andando quello e Kim l'ha un po' ostacolato e l'ha speso il giallo. Vedete che Kim non protesta mai, i famosi criminali di cui parlavano, è arrivato Olivere, è arrivato Kim, i criminaloni a dove stanno? Sono tutti bravi guaglioni che giocano a pallone e non protestano mai, prendono calci e non protestano mai, fanno fallo e non protestano mai. Quindi quando poi De Laurentiis viene a dirci la squadra più onesta, può significare anche questo, ragazzi. È chiaro che ci sta un richiamo ancora più profondo, ma significa anche questo: è una squadra che in campo gioca per divertirsi, per farci divertire, per vincere e non per fare quelle cose sparagnine di perdita di tempo, di ostruzionismo. Questo è il bello del Napoli, questa deve essere la nostra più grande soddisfazione, il nostro orgoglio, il mio orgoglio in particolare. Io vado in freva anche se i miei simulano, e lo fanno rarissimamente, quasi mai. Ogni volta che stanno a terra è perché l'hanno preso il colpo e molto spesso rischiano di farsi male. Vedete anche sa. Quindi veramente una squadra di cui essere ongoglioni.
Ma hai detto buon martedì pazzesco a tutti? A Carnevale, il martedì grasso, a Carnevale chi poteva segnare se non l'uomo mascherato? Colomuani più forte di Osi, ma mi faccia il piacere. Beh, Colomuani è forte, però Osi in questo momento, cioè se tu metti a paragone le due partite, Colomuani si è fatto espellere e ha inguaiato la sua squadra, non è riuscito a essere pericoloso. Osi, uno l'ha segnato, uno pochi centimetri e un altro così, quindi c'è da dire. Io stasera sono per Lozano, è stato il migliore in campo su quella fascia, ha fatto sfracelli. Giusto Davide, Lozano in grande forma, recupero palloni, velocità, assist al bacio. Questo è il Lozano che conosciamo noi, questo è il Lozano che valeva quella quarantina di milioni, questo è il Lozano che conosciamo noi. Interessante, intervista Lozano-Osi che abbiamo visto, ed entrambi i protagonisti, interessanti. Secondo te a questo punto perché non far giocare Mario Rui col Sassuolo? Forse per dare più continuità in vista Champions? Due possibilità, amico mio, due possibilità. E devo ringraziare anche Just Remember, ma lo ringrazio dopo. Due possibilità. Una, come stavamo riflettendo anche con gli amici abbonati, dare più minutaggio ad Olivera per farlo perché è un motore importante Olivera, quindi fargli scaldare un motore, insomma il diesel, no? Non fargli fare una partita intera a freddo, tra virgolette, e quindi dargli un pochino di ritmo partita ad Olivera. La seconda possibilità è non usare Mario Rui perché sai che con l'Empoli vuoi usare Mario Rui, avrebbe potuto alternarli ovviamente, ma sai che con l'Empoli vuoi usare Mario Rui perché ti servirà la sua qualità, perché l'Empoli è un'altra di quelle squadre che è pericolosa sicuramente, ma che ti aspetterà e ripartirà, e quindi ti servirà ancora di più la qualità. Questa è una partita più da battaglia, quindi capisco alla fine la scelta di Spalletti, ci fidiamo del mister perché sta avendo ragione e perché la sua esperienza non si può comparare con nessuno di noi, né degli addetti ai lavori che pensano di sapere più del mister. Bisogna fidarsi e il mister sta avendo ragione. Nel primo tempo, devo dire, da osservatore umido ma onesto, fluido ma onesto, mi è mancata un pochino la qualità di Mario Rui. Ho visto un pochino un Olivera un po' più contratto e non precisissimo nei passaggi e negli interventi. Mi è mancata un po' quella sua qualità di Mario Rui, però tutto bene quel che finisce bene. Osimella, esatto. Osinella. Bravi. Esatto. Osimhen 8 gol consecutivi, eh sì, si allunga la striscia. Spalletti in conferenza che prova, ma chi pensa di essere già ai quarti non giocherà. Bello tosto, Luciano? Bello tosto. Molto meglio di Pulciosi. Pulcimen. Pulcimen pure non è male. Pulcinellosi. No, al massimo Pulcimen. Qualcuno l'aveva scritto. Ci si diverte, ragazzi, ci si diverte. Questo è il calcio, il bel gioco. Il grande tenore europeo dell'Eintracht che è durato 25 minuti, poi il Napoli ha ricordato che è di gran lunga più europeo e meno italiano. Benvenuti in Italia. Allora, chi è uno scarparo? Non lo so. Dombelé prima della sosta stava crescendo, poi forse ha capito che il rinnovo a 30 milioni non arriverà mai, però se Spalletti continua a metterlo dentro mi fido di Spalletti. Ci fidiamo di Spalletti senza dubbio, però devi anche pensare che non la toglie mai la titolarità con gli altri tre, mentre Elmas ogni tanto viene inserito, non la toglie, non la insedia. Anche un Anghissà che sembrava essere al 50, al 40, al 30%, Dombelé non la prende la titolarità. E non è un caso, ragazzi. Giallo giusto in generale, ma visto il metodo di giudizio come fare ripartenza di quelli dell'Inter non aveva senso. Quindi state parlando ancora del giallo su Kim. Ringrazio Just Remember. Fatemi vedere perché io qua ho delle sorprese. Mi sa che devo ringraziare Ludovico. Vedi, a qualcuno non è uscito. Allora io devo ringraziare, ragazzi. Aspettate. Aspettate perché così non va bene. Perché c'è chi
sta supportando su PayPal, quindi devo ringraziare Mauro Garofalo. Ma quanto è bello rammaricarsi per uno 0-2 fuori casa in Champions. Esatto, Mauro, esattamente. Grazie mille, amico mio. Metti a fuoco, metti a fuoco. Grazie Mauro, grazie infinite. E c'è anche Ludovico Guarini senza messaggio. Grazie mille Ludovico, grazie mille. Metti a fuoco Ludovico, metti a fuoco. Non ci sono i miei occhi, metti a fuoco. Si è visto. Grazie infinite. E andiamo a leggere altri messaggi. Abbiamo qualche problema con i rigori, come si può fare? Non ne ho proprio idea, Camilla. Non ne ho proprio idea, perché io mi sono in reaction, mi è venuto da dire, perché se una volta ce la pigliamo con Osi, una volta ce la pigliamo con Politano, una volta ce la pigliamo con Lozano, poi all'epoca ce la pigliavamo con Insigne, deve essere un fatto di maglia, di DNA. Si parla sempre del DNA del Napoli, no? Il Napoli è il DNA del bel gioco, del fare questo, del fare il dominio delle cose, no? Non facciamo falli. Evidentemente nel DNA c'è pure il non saper tirare i rigori, è mai possibile? Non lo so, veramente non lo riesco a spiegare, perché poi Kvara, quelli che aveva tirato prima li aveva tirati benissimo, imparabili. Boh. Sinceramente ci sono rimasto proprio male del rigore sbagliato da Kvara, non abbiamo certezza. Esatto Luca, non ne abbiamo. Non ce n'è uno che va là e dice questo c'ha una percentuale alta. Ma all'epoca nemmeno Hamsik e nemmeno Cavani erano cecchini. Io l'ultimo che mi faceva stare più tranquillo, ve lo ricorderete sicuramente, quelli più della vecchia guardia, era Domizzi. Era Domizzi che mi faceva stare più tranquillo dagli 11 metri, che è una cosa stranissima. Devo scrivere una canzone sui rigori, così aggiustiamo questa situazione. Bravo Fabio Versatile. Bravo Fabio Versatile, perché le mie canzoni tendono ad invecchiare. E quindi ha ragione, l'ha detto Stampa, perché siamo fragili mentalmente e siamo diventati forti mentalmente, c'è mentalità quest'anno, senza dubbio. Poi c'era il mistero della squadra azzurra, ve lo ricorderete, e questo ritorna perché con la mia l'artista, l'ospite Tita Savarese, che è la più in Italia, penso sia quella che abbia la voce più uguale a Cristina D'Avena del Bodi, il mistero della squadra azzurra, e facevo tutta una cosa sulla squadra azzurra, e c'era il mistero di Meret che non giocava mai, e poi gioca sempre gli Usai, e poi Mario Rui che la tecnica di base, diventano tutti fortissimi. Allora devo fare, hai ragione Fabio, una canzone solo sui rigori così risolviamo la situazione. Secondo te Spalletti non doveva far prima le sostituzioni? Li vedevo un po' stanchi. Sì, Enzo, ci sta come discorso. C'è stato un momento proprio della gara dove ho detto questi non vogliono infierire, non vogliono rischiare poi di prendere l'imbucata. Ha senso all'interno della gara, e lo sforzo si sente, perché poi devi fare le partite consecutive e ti viene un po' istintivamente di pensare alla prossima, di pensare al campionato. C'era un po' di stanchezza. Capisco che Spalletti oramai con le sostituzioni è sempre un po' sparagnino, però va bene così. Sono quelle piccole cose che noi possiamo dire, perché non è che dobbiamo fermare il dibattito quando il Napoli vince, perché il Napoli vince sempre. Allora che facciamo? Non parliamo più. No, si possono cercare dei piccoli dettagli, detto a Spalletti in un certo modo. Luciano, tu lo sai, c'è stima, c'è grande stima. Detto a Luciano in un certo modo, o Luciano ci risponde. Purtroppo non ci risponde, lui legge solamente, si vede i video e non lascia i like, o li lascia, magari li lascia ma non lascia i commenti. E Domizzi, capito? Bravo Mark. Mark, come stai? Un abbraccio forte a Mark Basile. Risultato stretto stasera, hai ragione Angelo. Piccole critiche, Dilo in difesa un po' così, Olivera idem, Kvara out, Anghissà ha lasciato le ciabatte a Reggio Emilia, Lozano, ripeto, Citrino, esatto, citazione Rino, non cade più, Kim forte, cinici, però l'Europa non perdona, è giusto, Ayub. Victor che commenta con applausi sotto il post di Man of the Match del Ciuchi. Ah, queste sono le cose belle. Le cose belle. Il rigore no. Il rigore no. Non l'avevo considerato. Camilla, penso che hai spaccato.
Bellissima reaction, molto spontanea e davvero si vede l'emozione. Grazie Blackish. Chi mi mantiene a me? Chi mi mantiene? 300 like. Ragazzi, lo so, è tardi la sera, però arriviamo a 350, dai. Che poi dobbiamo arrivare a 1000, non mi interessa. È serata di Champions, che scherziamo? Non possiamo mai avere più like per Napoli-Verona? Dai. Primi 15 minuti ottimo Eintracht, poi Lobo salito in cattedra e cambiata la partita, grandissima partita del Ciuchi, Kim mostruoso per un'ora ammonito, è vero, considerazione importante di Valentin che è rimasto mostruoso nonostante l'ammonizione. Posso dire arbitro una schifezza, ma a me non lo so, devo ripensare a cosa non mi è piaciuto dell'arbitro, però in generale l'atteggiamento calmo di uno che ti vengono pure addosso a protestare, però proprio ti guarda e dice non cambio idea, ho visto io, come nell'occasione dell'espulsione, questa sicumera non la vedo negli arbitri italiani, vedo gli arbitri italiani sempre nervosissimi, che si sentono un po' presuntuosi, permalosi, ecco, e reagiscono sempre con troppa rabbia, con troppa fogo, o ti danno fastidio. Quest'arbitro qua mi è sembrato che non ti dà modo di protestare più, protesti a vuoto, cioè quella sicurezza, quella fermezza. Questo mi è piaciuto, poi devo ripensare, posso troppo a caldo, devo ripensare a tutte le occasioni. A onor del vero, oltre ai rigori, neanche le punizioni dal limite, ci manca lo specialista. Questo è chiaro. Stasera, nonostante i 2 gol, mi stavo mangiando le mani. Mannaggia quel palo di Lozano, e al rigore di Kvara potevamo chiuderla 4-5-0, ma vittoriosi comunque. Comunque le tue reaction troppo belle. Grazie mille, Metal Follower. Sì, il palo di Lozano grida vendetta, che poi grida 2 volte vendetta, perché poi quel palo porta al rigore, perché Osi non si arrende, si va a rubare quel pallone in aria e prende un rigore prendendo un bel calcio sullo stinco. Quindi io non riesco a dire dovevamo stare 3-0, capite? Perché se non avviene quel rigore lì sbagliato, poi magari non si sviluppa l'azione in quel modo, però 2-0 dovevamo stare sul fuorigioco di Osi, là dovevamo stare 2-0 e poi a fine primo tempo chiuso si può sviluppare il resto della partita e arrivare al 3-0, però non lo può mai sapere. Secondo me non ha fatto prima i cambi perché non voleva rovinare il giocattolo, infatti quando sono entrati Elmas, soprattutto non bene, la differenza si è vista. Sì, al massimo tu puoi pensare a un Simeone che entra bene subito, Elmas sì, oggi così e così il modo in cui è entrato, è comunque 80esimo, c'hai pochi minuti a disposizione, sempre entra a destra, poi viene dirottato dopo 4 minuti a sinistra, ha dovuto spendere anche lui un giallo perché sapeva di aver perso lui palla e quindi è dovuto andare con generosità, si ammette, però l'aveva persa lui la palla. E Ndombele sicuramente no, quindi così. Politano così e così, si è fatto un po' vedere, ma cross non precisissimi. Primi minuti un po' timidi e imparito, poi dopo c'eravamo solo noi. Lozano bravo ma favorito dalle marcature su Kvara e Osi, che poi Emanuele è nella logica delle cose. Se loro hanno la difesa a 3 e hanno poi le fasce che devono seguire i nostri attaccanti esterni, qualcosa la perdi da una parte e dall'altra, perché poi vuoi doppiare su Osi, vuoi doppiare su Kvara, qualcuno deve rimanere più libero. Sì, Rossana, pure io, l'hai visto, immagino. Liverpool Real è finita 2-5 da che uno che ha guardato il Napoli pensa che grande partita, è giusto che Mediaset la fa vedere, 3 cagate dei portieri clamorosi, peggio di Donnarumma e PSG Maier. Lobot che è stato mostruoso, assolutamente, meno male che i miei vicini sono malati di Napoli. Ma allora dobbiamo credere ai detrattori che sminuivano la vittoria contro il Liverpool? Che pagliatone. Valeria, il Liverpool è una squadra che probabilmente è arrivata alla fine di un ciclo, ha sicuramente però i colpi e i campioni per risolvere le partite quando vuole, in qualsiasi momento, però ci sono stagioni che nascono in un certo modo e non mi interessa tanto il discorso di sminuire la vittoria del Napoli perché poi l'avversario non è all'altezza.
perché quello che è sempre stato il problema del Napoli è stato poi sbloccare quando sei più forte. Se quest'anno il Napoli vince con la Cremonese, vince con il Sassuolo, vince, voglio vincere con l'Empoli, è merito del Napoli, dobbiamo dare merito al Napoli quando vinci con quelle più piccole, perché lì è poi la mentalità che è scattata, e non pensi che ad un certo punto la sblocchi, ma vai che la vuoi sbloccare il prima possibile, non pensi che la partita è chiusa, quindi vai a riaggredire subito, al 96esimo sei in vantaggio e continui ad aggredire. Questa è una mentalità che stiamo vedendo quest'anno, Spalletti è entrato nella testa dei giocatori, i nuovi innesti, perché poi mi date uno spunto. Quando poi si parla di continuità, ok? Perché questa squadra alla fine ha solo 2 undicesimi che sono nuovi, che sono Kim e Kvaratskhelia. Non è necessariamente vero, perché le partite si preparano in settimana e si preparano con anche gli altri, si preparano con Simeone che tiene in apprensione i difensori, si preparano con Kim sicuramente, con Ostigard, si preparano con Gollini, si preparano con tutti quelli nuovi che sono arrivati, lo stesso Ndombele, tutti quelli che sono poi stati comprati quest'anno e stanno dando probabilmente anche in allenamento qualcosa in più. Quindi poi si crea un nuovo gruppo che è mentalizzato e che capisce che deve arrivare il tuo momento, e se lo aspetti che sei in forma, quando poi il tuo momento arriva, ed arriva perché Spalletti ti mette quando c'è bisogno, puoi dare anche tu una mano e quindi sei mentalizzato bene. Questa è una riflessione che secondo me va fatta, perché più che continuità rispetto agli altri anni, io ci vedo discontinuità, io ci vedo un cambiamento anche radicale di mentalità, ci vedo proprio uno scatto in avanti. È bello, onestamente è bello. Olivera, che non lo stavo dicendo, Olivera è importante. Vorrei ricordare che l'anno scorso i tedeschi hanno vinto l'Europa League, e fai bene a ricordarlo, Danilo, ce lo ricordavamo un pochino tutti, quindi ecco perché non pensavamo che era una partita facile dove il Napoli era favorito. Dopo la tarantella dell'infortunio che ha accusato Anghissà sfogandosi sui social, mi sa che la società l'ha punito. Peccato, perché Dem è forte. Tu dici che ha punito Dem, non lo so, e a me Dem, lo sai, mi piace, io spero che qualche ritagliuccio di campionato se lo possa fare. È chiaro che un Lobotka così dove lo togli? Al massimo, ecco, io posso immaginare che ogni tanto Dem possa anche entrare da mezzala, anche con Lobotka dentro, se Ndombele non ti dà, perché sì, Spalletti lo preferisce perché poi c'è più fisicità Ndombele. Ma preferite la fisicità di Ndombele o il dinamismo di Dem? Può essere pure che Dem mezzala si mette lì, rincorre meglio gli avversari e fa cose più semplici, magari qualche gol lo faceva pure Dem. Ma che stai dicendo, fluido? Che stavo pensando che Dem non segna, Ndombele tira da fuori. Anche Dem ci ha fatto vedere qualche gol. È un peccato, chissà, la stagione è lunga, il campionato è lunghissimo. Siamo pazzi. Dispiaciuto per il Ciolito, quel colpo di testa, sì, è chiaro, ma lui ce l'ha sempre l'occasione, ragazzi. Il Ciolito gioca 2 minuti, qualche cosa la fa. Non può segnare sempre in continuazione, ma è bene averlo, è sicuramente bene averlo. Si gode, Ivan, si gode alla grande, man of the match. Come hai fatto a scriverlo in Times New Roman? È bellissimo, dai. Lozano per la Champions, assolutamente sì. Che poi il Times New Roman, questa è proprio la N napoleonica, proprio la N del Napoli. Che bellezza. Che bellezza. Vorrei chiederti una cosa e vedere come la pensi. Come e quando lo metteresti dentro Dem? Ti ho risposto. So che non siamo tutti spallettoni, lui sa e confidiamo. Chiedo giusto per curiosità. Ti ho risposto, just remember. Arriva la partita dove stai 2-0, chissà, via, chissà, lo fai giocare anche un po' a mezzala a Dem. Se proprio Lobo non lo puoi togliere, perché Lobo ti fa 2 ruoli in questo momento. Lobo ha sbagliato qualcosa in più nei primi minuti, è umano, vero Alessio, verissimo. L'ho notati 2 passaggi sbagliati, un po' alla cieca, e poi è salito in cattedra e ha fatto una cosa, un'altra delle sue partite proprio mostruose. Mentalità europea che inculca l'allenatore, però cominciamo sempre partite un po' malucci, dopo usciamo alla grande, che bello, approfittiamo, e dopo non ci sarà Colluani. Esatto, al ritorno, e questo sarà importante.
sta cosa devo fare notare, dopo il rigore sbagliato Xavar ha abbassato la testa scoraggiato, Victor gli è andato vicino, gli ha alzato la testa con le mani e gli ha gridato come on, come so bene. Ed è un peccato, però effettivamente con i mostri che ha davanti quest'anno speriamo che abbia lo stesso epilogo di Lobotka, che poi si alternano, no? Prima era Demme e Lobot che non giocava, adesso è Lobot che magari Demme. Però io Demme lo amo anche perché lui sceglie Napoli, lascia una squadra prima in classifica e viene da noi, si chiama Diego, non a caso. Demme ci ha rimesso in piedi, ragazzi, noi stavamo dall'altra parte della classifica senza centrocampo, quando arrivò poi Gattuso e Demme ci aveva rimesso in piedi un centrocampo da solo, io non me lo posso dimenticare. A parte la grande prestazione, onestamente secondo te il giallo a Kim e il rosso a Colomwani non sono eccessivi? No, io sono d'accordo sia col giallo a Kim sia col rosso a Colomwani. Il rosso può sembrare eccessivo, ma ragazzi, quelle sono robe che possono spezzare le caviglie se tu non se tu non entri bene, se la prendi in ritardo, li abbiamo visti i brutti infortuni a questi livelli, e purtroppo step on foot con la gamba che diventa gamba tesa quando sei in ritardo è rosso. E ripeto, sono d'accordo anche col giallo a Kim, è fallo tattico. E prendo le cuffiette perché non so da dove, perché io non so niente. Ma salutiamo il nostro Guido Gentile. Buonasera amiche belline, buonasera amici bellini, buonasera cielo di Berlino, sempre più azzurro. Buonasera. Insomma, il Napoli vince una partita importante perché sono 2 punti o 2000 punti di coefficiente UEFA che ci rimane per 5 anni, e sai quanto io ci tengo? Sì. Sono quasi 3 milioni di euro e quindi mica male. Comunque 3 punti diciamo sul campo, anche se sul campo è un'espressione che noi in Italia significa tutto e nulla, però insomma ho un retrogusto amaro perché se noi ci dobbiamo soffermare sulla vittoria e oggi è una grande soddisfazione, penso che tutta Italia, da quello che leggevamo, Spalletti ci segue, mi piace, non ha proprio detto temo i greci anche quando portano i doni, ma però quasi no, cioè, abbiamo letto all'estero un'altra cosa, si gioca un altro ritmo, cioè, quindi sicuramente grande soddisfazione per la vittoria, per come è avvenuta. Un retrogusto amaro perché proprio per quello che stiamo facendo in campionato, per il periodo che adesso affronteremo, che è quello dove ci decide il campionato, la dovevi chiudere, l'avevi chiusa, nel senso ce l'avevi nei piedi, almeno un 3-0. Secondo me il Napoli ha iniziato molto bene, concentrato, preciso, con una squadra. Io non vi parlerò di dove ha mangiato, ho visto che è diventato fondamentale citare che uno ha mangiato col presidente pesce piuttosto che altro, eccetera. È diventato quello l'argomento non principale, l'unico delle discussioni calcistiche. Non mi ricordo manco quello che ho mangiato. Comunque Eintracht 5-4-1 cortissimo, la linea di difesa era a 5 metri dalla linea centrocampo, il Napoli è rimasto un po' non spiazzato, ha sbattuto contro il muro, anche perché soluzione tattica interessante che abbiamo visto non diciamo messa in campo così bene come oggi, un triangolo difensivo a zona sullo Lobotka, non a uomo, e quindi a seconda dell'azione del Napoli si staccava sempre un giocatore e formava un nuovo triangolo, il vertice con i 2 giocatori tenevano in mezzo Lobotka a tutto campo, quindi era sempre diverso il giocatore che poi formava di volta in volta questo triangolo, tant'è vero che Lobotka ha toccato la palla per la prima volta a 3 minuti e 42. E le prime palle le ha pure sbagliate un paio. Le prime 2 palle le ha sbagliate di 5-6 metri. Considerate che Lobotka nel campionato ha oltre il 96% di precisione nei passaggi. Capisco la fondamentale classifica che ha fatto vedere una nota emittente televisiva, perché siccome il Napoli è primo in tutte le classifiche tranne quella dei pali dove è secondo come squadra e anche come giocatore, insomma. Quindi io non l'ho ben capita la classifica che è comparsa questa settimana dove la Roma è prima, cioè non ho capito qual è la razza. Comunque
Però non si è scomposto, ha cominciato a arretrare il suo gioco difensivo, e poi Napoli, ve l'ho detto, è un martello, cioè ti stanca alla lunga. Le prime due sgroppate di Osimhen. Oggi ho molta difficoltà a trovare un migliore in campo tra 4-5. Non vi parlerò di quello che ho mangiato, se ho mangiato pesce o carne, però sono molto contento di queste settimane. Dicevo, secondo me Anghissà non ha staccato la spina. Forse non è propriamente, non voglio dire etico, proprio piacevole che lui dice io questo c'è bisogno che dia con la Cremonese, con lo Spezia eccetera, e mi conservo perché se un giocatore stacca la spina, la squadra stacca la spina, poi non la riattacchi. Quindi diciamo che si stava amministrando, questo è segno di grande maturità, perché poi le sfide toste verranno, penso con l'Atalanta, no? Che è una squadra molto fisica, se Napoli si qualificherà ai quarti ci saranno solo squadroni, ma insomma oggi è stato dominante, perché poi soprattutto il suo essere d'appoggio ma anche propositivo in tutte le zone del campo ha fatto sì che Lobotka, questo loro interscambio alla lunga si è liberato sempre di più di questa strana marchiatura a triangolo, però Lozano è da tante partite, quando vedi si è tornato. Kim, quello che mi impressiona di questo ragazzo che sta giocando diffidato in campionato è che ha una concentrazione, per esempio il giorno nonostante la munizione oppure la diffida in campionato, ha continuato a difendere alto, preciso, a giocare sull'anticipo, quindi non arretrando di quel centimetro nonostante il rischio di prendere la quinta ammonizione. Io lo farei riposare con l'Empoli, non come punizione, proprio anche perché è giusto rivedere Vangelo. Il rischio è forte, dopo l'Empoli c'è la Lazio, no? Esatto, e quella è una partita che non puoi sbagliare, l'Empoli. Insomma, tante note positive, vediamo alcune note negative. Cioè, non abbiamo un rigorista certo, questo è il terzo rigore in Champions League. Insomma, quello che ti chiedeva Camilla, abbiamo come si può fare? Quindi si allenano, bisogna capire se è un fatto di tecnica o di testa, come quando Beccai, che hai detto secondo me Insigne, adesso si ritorna a segnare. Sinceramente ne abbiamo visti battuti troppo pochi da questi giocatori. Sapete che non mi piace, vi potrei dire cosa ho mangiato oggi a pranzo, quello sì. Ma non mi piace buttare le frasi a casaccio sui giocatori, detto sono troppo pochi, cioè due tre rigori. Amico Giorgiano, no, è un amico Giorgiano che si è iscritto, credo, dal nome. Welcome. Due o tre rigori non fanno statistica, insomma, no. Diventa una questione di pancia. E quindi questa è una brutta notizia, perché queste giornate, diciamo, non ha inciso per il risultato, ma per esempio noi con la Cremonese siamo stati eliminati, quella sconfitta. A me dà fastidio. Scrivevo, scusate, una parentesi brevissima. Voi dovete considerare le cose sempre con una prospettiva più ampia che del proprio naso. Il mio non è manco bellissimo, quindi è meglio che non considero solo il mio naso. Che vinca la Juve e vada a 15, tra l'altro in un anno particolarmente controverso della Juve, che gli scandali stanno aumentando. Che vinca l'Inter e si stacca molto di più da Napoli, noi potevamo andare a 7, l'Inter a 8, o che vinca la Fiorentina, che è pari con il Napoli 6, quindi noi andavamo a 7, sono tutte squadre che distanzieranno il Napoli nella classifica all time della Coppa Italia. Non conta oggi, non conta domani, a me dà fastidio, perché preferivo essere io a 7, Coppa Italia, avvicinarmi alla Coccarda d'Argento. Chiusa questa parentesi. Quindi è una cosa che va valutata, perché mette una partita dove è decisivo un rigore, insomma non lo puoi regalare. Io non sono contentissimo, mister mi perdoni, qualche minuto in più l'avrei dato. Oggi abbiamo fatto 4 cambi, nemmeno tutte e 5, Valerio, tanto che sono 79esimo, sono entrati Elmas e non Belè. Benino Elmas, perché poi secondo me si è fatti condizionare, io già in vedo i giudizi negativi dal fatto che a un certo punto è scivolato, però ha dato anche 2 belle palle, poi ha cambiato fascia, è stato incisivo, è andato anche al tiro. Ragazzi, è entrato al 79esimo con la squadra che ormai giocava a ritmo vacanza, quindi sono 9 minuti più 5 di recupero. Non è che puoi pretendere che uno faccia l'ira di Dio. Benissimo Simeone, una palla ha toccato un'incorniata quasi
non faceva gol, però ho detto si è fatto trovare pronto, tempo giusto, i minuti a lui sono stati ancora di meno perché Osimhen è uscito all'84esimo, all'85esimo, quindi non puoi pretendere più di tanto. Insomma, avrei fatto l'unico che non riesco a inquadrarlo è ancora Ndombele. Ha sbagliato stop, un passaggio di piatto, passaggio nella nostra metà campo, però non lo voglio colpevolizzare perché poi certo il punto è che tu ti tieni lui e valorizzi lui che tornerà al 100% al Tottenham e non ti porti perché non è manco in lista Champions poi siamo tutti titolari, però intanto lui è titolare del divano a casa sua, cioè insomma. Esatto. Giacomo ci chiede se secondo te potrebbe avere una chance contro l'Empoli al posto di Lobotka. Io la vedo dura togliere Lobotka in questo momento. Ragazzi, Spalletti vuole vincere, forse qualcuno non l'ha capito, ma non quelli che vincono. Fidatevi, non datemi retta in nulla, quello che volete. Ragazzi, questo è il momento, poi vi farò vedere la matematica dove tu vinci. Poi poi amministri, oppure rischia di andare un po' in difficoltà. Spalletti lo sa, sta dando i messaggi positivissimi, seri, come adesso, ho letto solo un messaggio, ho detto che il nostro vero difetto può essere la presunzione, e adesso non si lascia, poi chiaramente un po' di riposo, però la formazione titolare è quella. Oggi temeva perché nei primi minuti hanno sofferto i terzini, ma hanno sofferto perché difendendo così alta, no? L'Eintracht stava in meno di 25 metri, ragazzi, stava la linea a 5 era sulla prima fascia d'erba dopo la linea di metà campo. Guido, abbiamo un ospite a sorpresa. Abbiamo un ospite a sorpresa. Come no? Giolette. Ciao ragazzi, buonasera. Queste sono le presenze di pregio, non i barboni. Ciao Guido. E quindi finisco e lascio la parola a lui. Ragazzi, avevano tanto campo da fare i nostri, loro potevano ripartire bene quindi devi anche valutare come è posizionato l'avversario, quanto campo di dà, hanno un po' sofferto, però poi hanno ripreso le distanze. Quello che mi ha impressionato di Napoli, ho finito, veramente una squadra che sta crescendo di testa. E questo mi fa ben sperare. Senza dubbio. E l'amico Giolette, che poi trovate sui canali YouTube, Giolette Canzoni di un minuto, o sbaglio? Sì, assolutamente. Giolette Canzoni di un minuto è il mio canale di appunto canzoni di un minuto, ma io non sono solo stasera, tu lo sai. Ma infatti, da dove ci chiami? Allora, sono qui con un po' di amici, siamo a Bruxelles, perché noi in realtà dovevamo andare a Francoforte, avevamo uno scalo qui, ma non avevamo i biglietti della partita, quindi siamo rimasti a Bruxelles e ci siamo visti la partita a Bruxelles in un pub. Volevo ringraziare il Club Napoli-Bruxelles che ci ha ospitato stasera, di un'ospitalità incredibile, ci siamo divertiti tantissimo, siamo ancora senza voce. Ragazzi, che bello. Vedi, ti saluta Marco Basile. Grande maestro. Ti salutano Fabio Versatile e tutti gli amici. Che cosa stanno spuntando come funghi? Eccoli. Diciamo, in 20 minuti hanno venduto i biglietti, quindi esatto. Loro hanno preso prima i biglietti dell'aereo e poi hanno cercato i biglietti e non ce ne è stato possibile. Questo è il mio liceo classico, te lo presento. Tutti i compagni di scuola. Dicevo, Francesco e Pietro. Non vi potete colpevolizzare che sono stati rapidissimi. Abbiamo visto che poi lo stadio era pieno, quindi non erano 20 minuti di propaganda farlocca, cioè veramente li hanno venduti. No, perché poi c'era la prelazione per gli abbonati, ma gli abbonati sono 10.000 per 2.600 biglietti, è normale che finiscono subito. Giusto. A Gioletto, io vi chiedo, a parte l'atmosfera, tu mi hai detto che stava lì al Club Napoli Bruxelles, immagino bellissima, quello che secondo me ha fatto poi impazzire tutti, il secondo gol è il calcio. Il secondo gol è stato spettacolare, quella palla di Anghissà con una sorta, mi sembra, di
passaggio a giro, ha fatto un movimento stranissimo con la coscia. Me lo segnalavano un po' come Guido, non voglio bestemmiare, ma è un po' il movimento che fa Maradona sul famoso gol di quella punizione. Cioè prende il pallone quasi... un po' non è un po' un chino. No, ma siamo contenti, ricevo la parola Angioletto, perché lo aspettavamo. Non so se ci hai seguito queste domeniche, io cito la domenica perché lo leggo a quella idea romantica che il calcio era solo la domenica, ma chiaramente si è giocato sempre domenica. Anche venerdì. Sì, come sempre martedì, fortunatamente, come gioia di Valerio. E io ho detto, lo stiamo aspettando, io sono fiducioso e, scusate la ripetizione di parola, mi aspetto che lui torni già con Francoforte, ed è tornato e la differenza si sente. Come vogliamo sapere se avete mangiato pesce a Bruxelles. No, ci siamo abboffati di patatine fritte come se non ci fossero, ma stiamo scoppiando. Lo stop di Kvara ancora meglio del colpo di tacco. Esatto, quella piroetta che ha fatto. E poi di Lorenzo di sinistro si è ricordato di quando era centravanti, che il mio amico Petito pure me lo ricordava. Senza dubbiamente. Meraviglioso. Secondo gol in Champions. Di Lorenzo. Sì. Per un terzino, Valerio, non è... ma oramai è mezzala, è terzino, il terzino evoluto, l'hanno chiamato il terzino fluido, e quindi se permettete mi prendo terzino azzurro fluido. Perfetto. Senti Angelo, amici, quando ritornate? Domani pomeriggio abbiamo l'aereo, ritorniamo su Roma e poi da Roma torniamo a Napoli. Ok, e per vedere la partita nel pub. Vi potevate fermare ad Empoli, no? Non c'era uno scalo? No, scalo ad Empoli non abbiamo trovato, ma volendo la prossima volta magari. Come? Ancora c'è il divieto, no? Non è scaduto il divieto di hai ragione, quindi pure se vi fermate un altro pub a Empoli, non era proprio il caso. Bravo. Ragazzi, io vi bacio forte, la live deve essere serrata. Angioletto, Francesco, Pietro, vi Forza Napoli. Forza Napoli. Portate bene in tutte le città d'Europa. Ciao Guido. Ciao ragazzi, in gamba. Ciao, buonasera. Una patatina anche per me. Che non è in abbondanza, quella è in abbondanza. In quantità. Allora, meraviglioso questi interventi spontanei che come diceva Totò. Ragazzi, se avete delle domande per Guido, qua insomma approfittiamo della sua presenza anche in trasferta. Oramai è passata questa cosa. Io avanzo una risposta, nel senso che poi le ho lette piccole. Sì. Che non le ho lette poi dopo, perché col telefono vedevo troppo poco, troppo piccole. Non farei calcoli, cioè tutti i calcoli che faccio sono calcoli basati su tutto uno studio molto complesso e che comunque non voglio rilevare, già che ci copiano tante frasi, almeno quali sono i parametri di algoritmi su quando vincerà, dovesse vincere, anche perché abbiamo dei parametri che sono X, no? Sì. Vediamo queste, io ho detto facciamo 4 partite in 4 partite, di queste 4 partite dobbiamo fare almeno 10 punti, abbiamo fatto 12, benissimo, delle prossime 4 dobbiamo fare almeno 9, quindi è troppo presto dire fra gli ultimi 5, gli ultimi 3, su questa cosa non faccio il divino termo e tra l'altro non ci godremmo il percorso, però capisco, perché la domanda era anche diciamo senziente, molto intelligente, perché c'è chi casomai vorrebbe prenotare, ma sono il primo che vuole andare a vedere la partita. Sarà un problema, però veramente è troppo peso, perché ci potrebbe essere un inciampo, o ci potrebbe essere che poi quello potrebbe succedere, ragazzi, che se tu tieni botta per queste prossime 4 partite e non perdi più di 3 punti, e poi l'Inter molla. Però aspettate che ora, come stanno le cose, l'Inter più di 40 punti con le cattive o le cattivissime gliene fanno fare. Quindi non mi fisserei su quando avanzavo questa risposta. Bene, Massimo ci dice: buonasera, se posso permettermi, senza alcuna polemica, in maniera oggettiva, oggi prova insufficiente di Oliveira, cosa ne pensate? Io c'è stato un momento, Guido, dove ho detto voglio Mario Rui, all'inizio, proprio quando gli sono mancati un paio di passaggi che poteva fare, e ho detto voglio Mario Rui, però alla fine ha tenuto botta anche lui sul finale, no?
Sì, diciamo, se leggermente, diciamo, insufficiente, ma ripeto, oggi i terzini erano chiamati a un compito, poi Di Lorenzo veramente per gran parte della partita ha fatto la mezzala, si vedeva, quindi era anche perché Lozano stava sulla linea del fallo laterale e quindi era come se fosse un terzino avanzato, un'ala avanzatissima, insomma, perché ormai i terzini sono avanzati. No, oggi quello che è stato opaco, a parte il tacco che è stato Kvaratskhelia, si è mangiato anche un gol, Lozano gli ha dato non solo aveva recuperato palla su Osimhen, poi è andato a riprendersi la seconda palla, gli ha servito un assist e lo stop se l'è allungato. Detto, se c'è una prova in colore, soprattutto per la tecnica che ha, però detto, più che altro tutta la squadra che a un certo punto si è accontentata invece dove aveva la fame di fare il terzo. Vi spiego perché. Innanzitutto costringi l'Eintracht a venire a fare una partita, o dici vabbè faccio una partita, provo il pareggio per uscire con onore, oppure dici ci provo nel primo quarto d'ora all'arma bianca perché vinci 4-0, no? E ti scopri. Invece 2-0 puoi anche dire io faccio la prima mezz'ora in attesa sperando in un errore dell'avversario, provo a fare un gol alla fine e poi nel secondo tempo, perché 2-0 è stato sicuramente onorevole, ottimo, però non è chiusa come il 5-2, 2-5 del Real Madrid con Liverpool. Valerio, quando io vi dicevo è un Liverpool, poi mi sono preso le critiche nel tuo canale. Klopp, a parte il primo anno, l'anno del Covid, non ha mai perso in doppia cifra, è già superato la doppia cifra in tutta la sua stagione, e a parte l'anno del Covid, cioè non ha mai perso più di 6 partite in campionato, ne ha già perse 7, che sia un Liverpool, cioè addirittura ne perdeva 1, 2, 3. L'anno del Covid fu un anno particolare, no? Quindi che un Liverpool che non fosse scintillare, questo non depotenzia la vittoria, perché Napoli sta facendo un percorso, però insomma, piuttosto che parlarvi di pesce, uno cerca di guardare con precisione il campo. Altra cosa che però non è questione, non mica Valerio si offende o noi ci offendiamo se uno dice oggi la prova di un giocatore non ci ha convinto, proprio perché non siamo amici di procuratori, non siamo amici cioè siamo amici dei nostri pizziaioli, delle nostre trattorie, però cerchiamo di guardare la partita senza ideologie. Tra l'altro, se oggi un giocatore gioca benissimo, noi non abbiamo antipatia, io non ho antipatia per nessuno, manco per gli avversari, manco per ma si vede con Anghissà, Guido, e lui è proprio l'esempio della nostra completa oggettività, perché è un giocatore che io adoro, che ha cambiato il volto del Napoli da quando è arrivato. Ricordiamo che entra nella partita con la Juve l'anno scorso a campionato iniziato e ha subito un impatto incredibile, quello che ci ha fatto vedere. Poi è chiaro che se vedi una partita un po' sottotono lo noti e lo fai notare senza prendersela col ragazzo. Questa cosa mi trovo con Emanuele, perché in certe fasi, avendo loro la difesa così alta, ho pensato perché non riescono a farlo un lancio su Osi? La pallata. Ti ho sentito un po' basso, Valerio, quindi non ho sentito quello che hai detto. La pallata su Osi, visto che loro avevano la difesa molto alta. Si è tentato solo una volta, è vero. E quella volta gli ha messo paura e loro si sono abbassati di 25 metri dopo quella, è vero. Si dovrebbe, soprattutto per le qualità del nostro centravanti, che sono progressive, cioè migliorano, anche se oggi, mannaggia, quel piede di fuorigioco doveva guardare la sua linea immaginaria con Lozano, non è stato scaltro, perché ormai se n'è andato. Però sì, è una soluzione che va cercata, anche perché, tra virgolette, spaventi letteralmente. Oggi si è visto che quando c'è stato quel tentativo, il risultato è stato innanzitutto non più difesa a 55 metri dalla porta, ma a 35-30. E sai, quando tu ti porti il nemico in casa con tanti giocatori nella tua area, Lozano, Osimhen, è anche il momento, per esempio oggi Anghissà lo meritava quel gol, non è proprio alla Lavezzi con il Milan, no? Però ha fatto un'azione eccezionale. Sì. Abbiamo bisogno, per esempio, visto che Lorenzo qualche gol ha fatto, anche Rachmani con la Juve, un paio più di gol di Lobotka e Anghissà ce l'hanno nei piedi, ce l'hanno. Cioè, oddio, i nostri attaccanti non ci stanno facendo lamentare di nulla. Cioè, Napoli è la squadra che non è prima in classifica per gol, è prima la seconda è a
44 e poi gli altri non 30, qualche cosa. Anche il Champions League sta segnando, però sono quelle sfumature dove sappiamo che ancora possiamo migliorare. Sì, Valentina ci dice: con l'Empoli fareste i cambi pochi, stile Sassuolo, un ritorno di Mario Rui, Elmas e Politano, più magari un Simeone titolare. I centrali, anche se servirebbe, forse non li cambierei. Io credo, Anti, che Simeone titolare non sarà, non credo che Spalletti rinunci a Osi in questo momento. Il ritorno di Mario Rui e di Elmas e Politano sono pronosticabili, e forse a questo punto Kim, se ti devo dare una formazione adesso, Kim, per non farlo rischiare l'ammonizione, ci potrebbe stare un ingresso di Juan Jesus o di Ostegar. Guido, che ne pensi? Sì, io penso più di 3 no. È una mia non intuizione, neanche desiderio, insomma, una mia, chiamate manco opinione, così, una mia idea proprio, non perché non mi fidi del ragazzo, ma anche perché ha giocato, tra l'altro ne cambi solo uno. Mario Rui penso che tornerà perché serve la qualità per scardinare la difesa. L'Empoli sta facendo molti pareggi nelle ultime partite, attenzione, nelle ultime 8 partite ha perso, mi sembra, solo una volta. È una squadra rognosa, Tra l'altro noi abbiamo vinto tutta la nostra storia in Serie A una sola volta, lo ribadisco sempre, non per malauguri, è storia, cioè a manare. È uno di quei tabù da sfatare, come Sassuolo. Quindi mi aspetto un Mario Rui, probabilmente giocherà Kim, però potrebbe anche essere... questa è la volta buona per rivedere Juan Jesus. Io non lo so se giocherà Politano, perché per riposare sì, dovrebbe riposare Lozano, per la qualità e per l'idea di dover vincere delle superiorità numeriche, cioè degli 1 contro 1. No, Simeone lo vedo più da subentrare, cioè ormai abbiamo capito che questa è la squadra titolare. Considerate che rispetto all'Europa League il Napoli non gioca i 16esimi, gli ottavi, perché quindi poi gioca a metà marzo il ritorno, e non c'è il turno fra settimanali. Quindi l'Europa League è più sommato, bella, questa narrazione che noi ci saremmo stancare è meno stressante. Juve, Lazio si è fatto eliminare. Juve, Inter e Roma hanno poi anche la semifinale di Coppa Italia, e quindi poi avranno, se dovessero passare il turno, tutti i mercoledì tra Coppa Italia, Europa League, Coppa Italia, Europa League. Capisco, ragazzi, molti state scrivendo un po' di riposo per Di Lorenzo, per Resischi contro l'Empoli, altrimenti non si riposa mai, bisogna anche dare fiducia. Lo capisco, lo sapete, sono il primo a portare questa bandiera, non credo che Spalletti rinunci a Di Lorenzo, non ci credo. No, ma pure secondo me, ti ho detto, ormai almeno non adesso, ragazzi, questo è il momento, ragazzi, io ve lo sto dicendo, questo è il momento. Poi negli ultimi 5, 6, 7 la classifica è diversa, tu vedi Gaetano, vedi Dem. Esatto. Così tardi i cambi, questa è una cosa di cui ci parli spesso, Guido. Posso chiedere a Guido perché i cambi Spalletti li fa così tardi? Con l'Empoli non si può pensare di farli entrare entro il 60°. Dipende da come sta la partita. Sì, ma diciamo con un'altra stagione, intendo di conferenze stampe, quindi non sarebbe adesso da chiedere questa cosa, perché quindi con un'altra stagione, se si fosse sviluppata in maniera diversa, con un altro rapporto, con altre domande, con una progressione, perché poi Spalletti ti dà molta soddisfazione quando entri nel merito della tattica, gli avremmo potuto chiedere, oggi sarebbero stati rapporti diversi. Oggi non glielo chiederei nemmeno io, avrei tante altre domande più tecniche, tipo, perché so che si girerebbero le scatole, e siccome io non sono un provocatore, non sono il belli capelli di turno, eccetera, però effettivamente sono molto tardivi, e tra l'altro oggi 4 e non 5, cioè tu comunque hai regalato un e sai, io ve l'ho fatto vedere 10 minuti oggi, 15 domani, 25 là, tu hai quasi guadagnato una partita, e poi si sentono. Diciamo, oggi è una soddisfazione che non ci dobbiamo tenere in gola. Ti è piaciuto per i minuti che ha fatto Colomuani? Si può pensare, se va via Osimhen, di sostituirlo con l'attaccante dell'Eintracht? Ma guarda Valerio, queste domande poi mi spiace non darvi soddisfazione, nel senso, in questo momento poi il calciomercato, a parte che non mi entusiasma, tutti sono fortissimi e nessuno è fortissimo. Secondo me
e non è una frecciatina alla Juve, no? Il giocatore che più mi deluse negli ultimi, diciamo, 15 anni, era un giocatore che quando lo vedevo era impressionante, tra l'altro, che era Diego, no? Che si chiama proprio Diego. Invece non fece bene nella Juve, ma veramente forte. E non mi sarei mai aspettato, io non sono Dio, non è che non posso aspettare, un giocatore così forte tecnicamente non rende, non, dice, ha reso un po' meno del previsto, parecchio. Quindi adesso è facile dire no, guarda, è fortissimo, sarà il sostituto ideale. Diamogli tempo. Tra l'altro, l'Osimhen di oggi non è manco lontano parente del primo, cioè non protesta più, no, lì anche un attimo, poi subito si riconcentra, è mentalizzato. Fortunatamente c'è stato un processo non lentissimo, cioè, purtroppo non ce lo godremo a lungo. E mi sembra che il direttore aggiunto, di persona veramente molto seria, stia dando dei segnali molto netti su chi rimarrà e chi, salvo miracoli, non rimarrà. E non è una polemica al direttore aggiunto, nel senso mi sembra molto serio. Quindi si è detto Kvara, anche perché il primo anno probabilmente ci sono delle condizioni, ma lui stesso, il ragazzo, probabilmente capisce che è meglio farsi 2 o 3 anni così è proprio maturo. Tra l'altro ha appena fatto 22 anni, quindi non è che diciamo all'ansia della carriera adesso perde il treno per il Real o per il Bayern, non lo acquisisce più, no? Non che Osimhen sia vecchio, sono 24 anni, però mi sembra una persona sempre molto seria, aggiunto. Quindi intanto godiamoci, vedremo che cosa ci estrae dal cilindro il direttore. A me è piaciuto molto il ragionamento che ha fatto Valerio, però da quell'orecchio non ci sente. Vi lancio non dico una proposta, potrei accettare il lusing del mio amico architetto che mi dice da tempo che devo fare questa conversazione sugli stadi e l'architettura, e gli dico ok, te la faccio come ti ho fatto, ti faccio questa sui ponti, cioè all'università, però mi progetti il nuovo San Paolo e lo presentiamo noi un progetto. Non io, lui è un architetto top, cioè, è bravissimo, cose incredibili. Ho detto, io ti dico le idee di come vorrei il mio San Paolo, facciamo, chiaramente è un regalo, perché cioè, una progettazione, casomai anche di linea di massima, cioè, ha comunque un costo. Infatti, se mi dovesse dire sì, caro, mi costerà, poi me lo farà pagare. Ho detto, oh, però mi verrebbe questo sfizio di... E mi lego quello che diceva Valerio, ho detto ok, vendiamo questi e questi 100, 150, come si chiama, ne acconteniamo 100 e facciamo finalmente il nostro conto in banca, lo stadio. E quindi invece di fare chiacchiere o di dirvi se ho mangiato pesce e carne, a me questo sfizio, ne devo parlare con il mio amico, ho detto, la vogliamo fare sta cosa? Lui è tifosissimo del Lecce, ma come tutti gli uomini mediterranei che amano la bellezza e la vita, è sempre stato tifoso di Maradona in maniera... perché chi ama la bellezza estrema, che sia un pittore, un quadro o un musicista. E quindi ha una predizione. Lui è rimasto quasi più male di noi che l'anno scorso il Napoli non vinse lo scudetto, anche se tifosissimo del Lecce. E quindi io questo tarlo ce l'ho, ho detto, ce lo vogliamo, lo vuoi disegnare tu, no, San Paolo? E lo presentiamo, ho detto, Presidente, anche se lui ha consultato chi ha disegnato lo stadio della Juve, però appunto quello è lo stadio della Juve. Ho detto, noi vogliamo uno stadio che richiami anche un'idea sudamericana. Attore Falanga, piacerebbe Per legare tantissimo al parlare di fatto che architettura degli stadi. più che sostituire solo i giocatori, se Napoli si qualifica ai quarti, significa che prende anche un altro punto bonus o 1000 punti di bonus per... io voglio la vittoria la prossima volta, perché adesso siamo 19-2-21, una vittoria diventano 23 e la qualificazione 24, e quindi noi metteremo a terra 24.000 punti di coefficiente UEFA, che sono più dei 19.000 che scaliamo, tanta roba, più il bonus soldi per la qualificazione, eccetera. Quindi noi l'anno prossimo avremo un bilancio, già lo possiamo prevedere, no? Poi se Napoli arriva primo, sapete che i premi anche in Serie A vengono dati primo solo a scalare, quindi arrivare tra quinto e primo non è solo lo scudetto, sono molti soldi in più. Quinti e sesti. Si prospetta un bilancio mai ottenuto dal Napoli, solo con... quindi è arrivato, anche se non ora quando, è arrivato adesso il momento di dire ma io sarei propenso a fare questo gioco, a presentarlo al tuo presidente, e lo chiediamo noi, nel senso, statevi quieti, nessuna pretesa, cioè anche 3-4 anni di classifica
non certamente di sofferenza, dove uno dice no, ma resti comunque competitivo, non è che puoi crollare. Esatto, sì, chiaramente quarto, quinto posto, ma stiamo costruendo delle basi che poi tu ti metti lì e non ti togli più. Esatto. Non sarebbe male. Ragazzi, siamo proprio agli sgoccioli per un fatto mio, siamo arrivati a 400 like, dobbiamo arrivare tipo a 450, dobbiamo raggiungere i 1000 like in post produzione, che comunque è una partita europea, capisco che è tardi la notte, ma non c'è problema, non c'è problema, è una stagione che ci garantisce tanto divertimento. Guido, dove lo vuoi fare? A Ponticelli lo stadio? No, beh, qua mi chiedi troppo, perché comunque andrei a essere un maleducato gerente sul consiglio comunale. Io ho delle idee, siccome poi mi rubano su come deve essere, perché a prescindere da quella che è l'idea dello stadio, eccetera, ma ho 2 o 3 cose che non sono presenti, quindi dei ristoranti vivi, queste cose qui, degli Skybox, che ormai sono comuni a tutti. C'ho 2 o 3 cose che non sono presenti in nessuno stadio, e come qualche idea nel frattempo sono state un po' prese da Doventi vincenti, secondo me sono vincenti. Quindi poi ne parliamo in privato. E non è detto che il mio amico Alfredo sarebbe un bel colpaccio quello di fargli disegnare lo stadio. Lì si va in una situazione delicata, perché poi bisogna capire se sarà sempre è presto. Perché il problema di Napoli è che se tu fai uno stadio nuovo non hai, così ti rispondo, perché anche quello, non hai il disagio che per 3-4 anni devi andare a giocare fuori, continui a giocare a San Paolo. Se devi abbattere così il San Paolo, tu hai 3 anni almeno, cioè a meno che non fai un progetto avvelenistico come quello di Bilbao, che tu per un anno giochi fuori, e poi incominci a costruirlo per metà, insomma, non è semplice. Infatti si dicono sempre frasi fatte, banali, eccetera. Invece costruire uno stadio di una città che non ha un altro stadio che può ospitare, tra l'altro un Napoli in Champions o comunque in altre versioni, è un problema, perché Napoli, la città più vicina, dovrebbe andare a giocare chiaramente non a Salerno per ovvie ragioni, perché sennò sarebbe un incubo ogni domenica, ad Avellino o a Bari. Vedi che c'è anche la cosa di Bari, esatto. Torre lo vuole a Coroglio, sarebbe disposto anche a fare i render. Ragazzi, è bello questo discorso, lo approfondiremo. Guido, un'ultimissima considerazione prima di lasciarti andare. Non so se sei d'accordo, ci dice Valentina, un 6,5 a Meret, perché stiamo parlando anche qua di quasi un senza voto per Meret. Lo darei per l'intervento sul cross dopo 4 minuti, quella smanacciata sempre su un altro cross da destra, togliendolo dalla testa di uno di loro. No, mi sono perso. Ti sei frizzato un attimo, però ti sei frizzato almeno nel... devo uscire perché mi sono perso totalmente. Allora. Vabbè. Facciamo così, remove, Guido risolve. Guarda che Valentino, non hai torto, c'era su quei cross, non ha fatto quelle parate, diciamo, fantasmagoriche, ma in effetti... che tu dici senza voto è un po' mortificante, però il senza voto serve a dare più valore a tutto il lavoro dei centrali, il lavoro della difesa. Vuol dire che loro non si sono resi pericolosi, ecco perché enfatizzo questo senza voto. Però un 6,5 non glielo toglie nessuno. Di Lorenzo e Lobotka giocheranno anche a Empoli? Credo, se proprio di sì, Carlo. Vediamo. Per ora Spalletti mi ha sorpreso solo in pochissime occasioni, per esempio lo scegliere Olivera, sempre un giocatore a sorpresa, uno tra Lozano e Politano, ogni tanto veniva a sorpresa. Per il resto le abbiamo sempre intuite le sue formazioni, non ci sono grandi misteri e credo che questi due siano titolari inamovibili. Dispiace solo per Lozano che il gol o il secondo assist avrebbe dato più lustro all'ottima prestazione. Comunque si gode il man of the match. Non si potrebbe ristrutturare lo stadio in stile Real o Atalanta? Anche questo è un argomento sicuramente delicato e interessante. Come si fa a fare parate fantasmagoriche se non ci sono tiri fantasmagorici? Esattamente. No, Carlo, secondo me Di Lorenzo, Lobo e Lobo sono due giocatori diversi.
ovviamente, Angelo, sono due giocatori diversi, è chiaro che sono due giocatori diversi, sono due giocatori altrettanto inamovibili. E non so, visto che siamo rimasti con questo freeze, Guido, io ti vedo sempre in freeze. Tolgo qua e metto qua. Eccolo. Non ti sento. Audio. Le pagelle domani, Mario, tu sei iscritto al canale, sai benissimo, chiedo, sei iscritto al canale, sai benissimo che il giorno dopo c'è l'analisi tattica con screenshot, pagelle e qualche chicca che riesco a recuperare. Sto anche pensando a un'altra cosa sfiziosa a livello proprio grafico, devo vedere se riesco a farmi. È venuta questa illuminazione durante la partita, perché io vi penso sempre e vi voglio dare dei contenuti sempre più accattivanti. Guido ha dei problemi di collegamento ponte, quindi ragazzi io vi bacio, vi abbraccio e vi dico quest'ultima cosa: man of the match Lozano secondo me se lo merita, ha spaccato la partita in vari momenti. Io se vi devo dire, il migliore in campo è Lobotka per me. Subito dopo Lobotka metto a pari merito Anghissà perché è tornato, e Lozano. Per me il migliore in campo è Lobotka. Però è chiaro che è meno appariscente perché non fa l'assist, perché non salva un gol dalla porta, però per me, lo vedrete nelle pagelle domani, devo dare qualcosina in più a Lobotka perché è incredibile. È incredibile. No, la veloce no, non la posso fare perché ci devo ragionare, ho tutte le mie cose, no? Lo sapete, io salvo gli alberi, come vedete, e mi scrivo tutto quello che mi devo scrivere. Ricordatevi sempre che quando uno si iscrive al canale, quando uno lascia i like, succede che il Napoli fa queste cose. Poi in più, quando si tratta dell'Europa, è chiaro che si parla ancora